Con noi Raffaele Padrone, dirigente sindacale dell'FSP Polizia di Stato, ben trovato. Insomma, Grazie. Un Ferragosto di controlli e di fatto, insomma, da un certo punto di vista ci sono anche dei risvolti positivi, no? Sì, tanto buonasera, ben rientrati chi ha già festeggiato Ferragosto e anche lei direttore, ben rientrato. Sì, diciamo che francamente è stato, io parlo fino a oggi, quindi un esodo proprio per quanto riguarda Ferragosto, con tutte le autovetture che si erano messe in strada. È stato garantita una determinata incisiva sicurezza per quanto riguarda i controlli. È bastato vedere anche nella nostra rete autostradale, ma provinciale, i controlli che sono stati messi in essere dalla Polizia Stradale. Attenzione che non si sono moltiplicati, è un inciso, non si sono moltiplicati gli uomini, sono stati tolti da un servizio per essere impiegati a un altro e questo non è molto positivo. Però sta da solo e di fatto che la gente ha rispettato anche alcune piccole, ci ha ascoltato, ha messo in essere delle piccole attenzioni che magari negli anni scorsi non venivano fatti, cioè il partire magari in orari diversi, il partire dopo essersi riposati. Abbiamo avuto alcuni casi rari, ma 5-6 mi pare casi di alcotest positivi, quindi anche la gente insomma comincia a capire che rischiare la vita per una vacanza insomma è meglio stare più attenti, stare più accorti, come si vuole dire, a quelli che sono i piccoli accorgimenti. E avevo detto anche l'altra volta, prima dell'esodo, ai controlli dei mezzi, anche il controllo dei mezzi è molto importante per non rimanere in panne e magari rovinarsi anche le ferie. Adesso ci aspetta un controesodo. Sì. Inizierà per noi, per le nostre statistiche, inizierà sicuramente da venerdì 16 un primo controesodo e arriveremo a toccare l'apice verso il 3-4 settembre, quindi fino al 3-4 settembre la Polizia Stradale, la Polizia di Stato sarà principalmente sulla rete autostradale di tutta Italia. 19, no? Da questo venerdì? Sì, da questo venerdì, da dopo domani, insomma dal 19, incomincerà il primo controesodo, ripeto, fino al 3-4 di settembre. È chiaro che ci sono delle situazioni, io ricordo di aver letto su sabato e domenica prossima, e poi intorno al 27-28 i bollini neri. Per quanto riguarda le altre giornate, comunque il traffico intenso e il traffico con bollino rosso insomma ci dice insomma quant'è l'attenzione che bisogna porre. Quali i consigli che si sente anche di dare? Ma io li ho detti prima, i consigli sono quelli di partire magari in orari notturni, partire in orari non con questo caldo, non dopo mangiato, non sicuramente dopo aver bevuto, quindi attenzioni solo personali, perché poi, ripeto, anche il controllo solo dell'autovettura, la situazione, la macchina, quante volte siamo in autostrada e ci avvisano che una macchina in panne ha preso fuoco. Sicuramente questo è dovuto alla mancanza di... chiamerà questore i controlli poi ci saranno, no? È normale. È normale che ci sono i controlli. E il problema sarà poi nel vedere ecco, risultati. Noi auspichiamo sempre che gli incidenti che succedono non siano così gravi da contare dei morti, però vedo che c'è stato anche degli ultimi, se esco da quello che è la strada, ma leggendo e sentendo anche le vostre notizie, anche nelle spiagge la gente insomma si aspettava un 15 di fuoco e invece quest'anno, a parte qualche schiamazzo che è normale che ci sia, sono località turistiche che località turistiche, i decibel, insomma io valuterei un attimino qual è
la gravità del fatto, se non ci si il problema è divertirsi senza farsi male, ecco, questo sì. Grazie Raffaele. Grazie a voi, grazie. Per essere stato con noi. Il tempo a nord-est che si preannuncia instabile secondo gli esperti, potrebbe cambiare a breve dopo una mini ondata di calore. Da giovedì tornano i temporali in Friuli Venezia Giulia e in Veneto.